Alessandro Naccarato, parliamo di criminalità organizzata in Veneto e a Padova. Esiste il problema? Il problema esiste nella, diciamo così, relazione che ogni 6 mesi prepariamo per il Forum Sicurezza del Partito Democratico, utilizzando documenti del Ministero dell'Interno, si evidenzia una presenza ormai, diciamo così, abbastanza permanente da un po' di tempo di organizzazioni criminali di stampo mafioso anche in Veneto e anche nella nostra provincia. In che settori sono più attivi? Allora, in particolare nel settore dell'edilizia, che è uno dei, diciamo così, settori tradizionali di insediamento, poi c'è un'attività anche tutta nel comparto turistico alberghiero, in particolare nella zona del litorale veneziano e del lago di Garda, e poi c'è una presenza significativa anche nel settore dei rifiuti, che è stato al centro anche di diverse indagini della magistratura. Ecco, queste attività sono svolte da stranieri oppure solo da italiani? Allora, diciamo che la mente, la strategia di questo tipo di attività illegali sono tutte italiane e tutte gestite purtroppo dalle mafie nazionali che sono ormai presenti anche nel nostro territorio. Iniziano ad avere anche alcune relazioni con la criminalità locale, quindi con esponenti locali, e per alcune attività, in particolare il traffico di stupefacenti, si servono anche di manodopera straniera, utilizzando appunto diciamo così, immigrati, spesso immigrati clandestini, che vengono utilizzati per queste finalità. Quindi oltre a vigilare insomma, attentamente, di cosa c'è bisogno? Intanto serve un grosso lavoro, diciamo così, dal punto di vista della prevenzione e del contrasto, e bisogna dire che nel nostro territorio l'attenzione dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine è molto alta, e anche per questo si iniziano, diciamo così, a vedere i risultati di queste iniziative. Bisogna affiancare il lavoro dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine anche da un lavoro di tipo culturale e da una maggiore attenzione degli enti locali e delle istituzioni locali, che spesso o non conoscono o sottovalutano il fenomeno, e questo ovviamente non aiuta e anzi favorisce i tentativi di penetrazione in Veneto.